Questo è lo statuto. Abbiamo poi predisposto un programma di attività per il 2005-2006 attraverso tutta una serie di convegni e di dibattiti, non molti a dire la verità, su temi di grande attualità, io credo anche, io mi auguro, convegni anche di grande livello, alcuni due sui temi politico-istituzionali, uno sulle autonomie locali nel nuovo sistema legislativo federale, poteri e democrazia, poi due convegni sui temi economici e sociali, energia e sviluppo, proposte e progetti. Io rileggendo questo libro di Nì, questo volume che a lui aveva presentato nell'87, mi sembra, ho ritrovato proprio uno di questi argomenti sull'energia e lo sviluppo in Sardegna, le grandi battaglie sulla mentalizzazione, ne parlavo poco fa con l'onorevole Dinammi. L'altro convegno, il Mediterraneo, una grande opportunità per lo sviluppo economico della Sardegna. Ecco, a metà dicembre noi faremo il convegno su questo tema, il Mediterraneo, una grande opportunità per lo sviluppo economico della Sardegna. Ecco, come vedete sono temi e argomenti abbastanza attuali che comunque ritroviamo nel pensiero e nell'opera di Nino Caros. Questi temi li ritroviamo puntualmente, approfonditi anche nelle cose, negli interventi e negli scritti dell'onorevole Nino Caros. Ecco, in questo modo noi, Associazione Nino Caros, Borore, io dico la Sardegna centrale, le aree interne della Sardegna, vogliono partecipare al dibattito sui grandi temi dello sviluppo della Sardegna. Noi delle zone interne della Sardegna centrale, zone interne al dibattito che si sta sviluppando in Sardegna sui grandi temi. Sardegna centrale, certamente nuova. Noi vogliamo partecipare attivamente a questo dibattito. Vi è poi il secondo aspetto del programma che abbiamo predisposto e riguarda la ricerca e la raccolta degli scritti di Nino Caros sullo sviluppo economico della Sardegna. Sono tanti gli scritti, prima come assessore provinciale, come consigliere comunale, assessore provinciale, assessore regionale e infine deputato e molto spesso relatore per il bilancio in Parlamento. Un'attività di ricerca che però verrà poi raccolta attraverso pubblicazioni, io mi auguro molto snelle, leggibili, perché non sempre le raccolte di questi ex deputati sono leggibili, sono cose troppo grosse e molto spesso inutili. E infine vi è l'altro aspetto, sto per concludere, che è l'aspetto più importante. Ecco, l'associazione vuole partecipare a costruire una nuova classe dirigente per il governo del nostro territorio, per la Sardegna centrale e per le aree interne. La formazione di una nuova classe dirigente. Questo è uno degli obiettivi fondamentali dell'associazione. Ecco, mi sembra che questo programma che noi abbiamo predisposto, elaborato, serve a ricostruire l'attività e l'opera di Nino Caros. La cultura politica rappresentata dal dibattito, da questi convegni che andremo a organizzare sui temi che ho indicato, la cultura economica rappresentata dalla ricerca e dalla raccolta dei suoi scritti sui temi economici,
E infine la cultura accademica rappresentata dai momenti, dagli spazi riservati alla formazione soprattutto delle giovani generazioni. E con queste cose noi vogliamo fare, mi auguro, perlomeno a nome degli altri, di tutti voi, cercare di realizzare e di portare avanti in questi prossimi anni. Io sono convinto che gli amici politici, gli amministratori, la comunità locale, le comunità dei comuni vicini parteciperanno a queste nostre attività e a queste nostre iniziative. Vogliamo contribuire a far crescere la società delle aree interne della Sardegna. Grazie.